Molto tempo fa, in Giappone, Asanò Naganori, governatore della provincia di Akō, si recò nel castello della città di Edo dal ministro Kira per essere informato sul nuovo cerimoniale di corte. Asanò era un coraggioso feudatario dal cuore buono. Raffinato e amante delle lettere, era esperto in arti marziali. Kira, invece, aveva un'indole egoista e subdola. Quando Asanò giunse al castello, portò con sé un dono in omaggio al ministro. Kira non lo accettò e umiliò Asanò. Asanò, offeso, brandì la spada, commettendo il grave reato di attaccare un ministro dello shogun all'interno del castello. Asanò dovette punirsi e i suoi 47 samurai rimasero senza un signore da servire. Erano diventati dei Ronin. 2 anni dopo, i 47 samurai attaccarono il castello di Kira per vendicare il loro signore e catturarono Kira. I 47 samurai divennero degli eroi ricordati per il coraggio, la forza e la fedeltà al loro signore. Pochi anni dopo la vendetta, nella città di Osaka fu rappresentata la prima opera teatrale che narrava la storia dei 47 Ronin, il Kanadeon Tsushingura, che descrive le gesta eroiche dei 47 samurai. Furono realizzati molti libri di stampe giapponesi, sia per il pubblico locale, sia per i viaggiatori occidentali, curiosi di conoscere l'arte del guerriero giapponese. Alcuni di questi volumi descrivono le caratteristiche di ciascuno dei 47 samurai che parteciparono alla battaglia. Volete conoscerle anche voi? Scaricate i PDF che trovate nella pagina Facebook del Museo d'Arte Orientale di Venezia. Stampate e colorate le loro armature. Diventerete anche voi dei guerrieri valorosi.